Quindi si deve andare via presto. Partita la settima e ultima serie con Jacopo Finardini bergamasco del gruppo turistico Vertonese, che avrà il compito di guidare il gruppo a un ritmo intorno ai 4.05, 2.43 al chilometro, con la presenza di Edoardo Uselli, di Andrea Gonzo, di Yuri Salaplov, di Andrea Rizzini, Luca Bellizzoni, Davide Ceroni, Riccardo Fardelli, Giacomo Galliani, Davide Bolzoni, Davide Ghedina, Giacomo Secchi, Jacopo Ghilardini appunto e Emanuele Cipolla. Classifica ufficiale per quanto riguarda la sesta serie, che va in archivio con la vittoria di Nicolò Giovannetto, 3.59.97, 4.02.80 per Marco De Chiara, 4.02.97 per Fabio Canclini, 4.03.91 per Ayman Grat, e l'applauso per Jacopo Ghilardini, che si porta dietro il gruppo in fila indiana della settima serie. 4.03.91 per Ayman Grat, Gabriele Sutti, il batterinese della tecnica del costruzione, 4.04.26, 4.04.42 per Giacomo Valotti, 4.04.49 per Lorenzo Laratore, 4.04.77 per Lorenzo Persico, 4.05.29 per Lorenzo Mo, 4.05.36 per Flavio Zaretti, 4.05.55 per Federico De Marchi, 4.13.17 per Lorenzo Canzi, 4.13.73 per Stefano Petrana, 4.19.56 per Ioannes Daniele Tarchia. Questo è l'epilogo ufficiale della sesta serie, con sempre i primi tre posti Kevin Lodi con 3.44.47, Alessandro Morotti 3.44.78, 3.45.08 per Alessandro Morotti. Via, siamo alla conclusione del 2/3 di gara. In testa troviamo per l'atleta della Rodengo Saiano Micco Andrea Rizzini a guidare il gruppo composto da 4-5 unità sulle file indiane, sotto la spinta dell'atleta bresciano dell'atletica Rodengo Saiano Micco, in fase nel campo organizzativo per quanto riguarda la prima tappa del circuito Silver Meeting, circa una quarantina di giorni fa. Silver Meeting che vede quest'oggi la sua seconda tappa qui in terra bergamasca, con già 5 minimi europei under 22, under 23, under 23. I due atleti si presentano nelle prime battute per quanto riguarda il rettilineo finale, che va a conquistare la vittoria l'atleta di casa dell'atletica Valle Brembana, Davide Cerioni. Conclude la sua prova a tempo finale 4.3.04 e con l'arrivo, l'applauso di tutti i protagonisti di questa settima e ultima serie, con l'arrivo di Giacomo Galliani della Prosesto Atletica Cervini.